Ad Agrimont la fiera dell'agricoltura in montagna, forse è meglio dire dell'agricoltura in pendenza. Che valore ha l'agricoltura per la montagna e per le terre alte? Allora, io più di 20 anni fa ho scritto un libro, La fine del mondo storto. Non mi piace parlare delle mie cose, ma in cui questo mondo precipitava per troppe cose, e chi lo salvava? Lo salvavano i contadini, lo salvavano coloro che riuscivano a produrre ancora la sopravvivenza con le mani. Quindi io vengo a tutte le fiere di Longarone, a Redamon, l'Agrimont, il gelato, quest'anno ho visto una frequentazione maggiore, e forse è la prima dopo il Covid, di questo ritorno alla terra, ritorno anche al semplice orto, al geranio, al campo, al prato, allo sfalcio, alla cura dei boschi. A Milano, che l'hanno capito, anche se è la città più inquinata del mondo, fanno gli orti verticali, nei giardini si fanno, nei palazzi, fuori sulle terrazze si fanno dei piccoli orti, ci sono delle grate come gli alveari delle api, e lì fanno delle piccole semine. L'uomo senza l'agricoltura è morto. I politici di qualsiasi rango, da Bush a Trump a Putin, cosa mangiano? I prodotti della terra, oppure i prodotti animali che sono tenuti in vita dalla terra. Da lì non c'è scampo, uomo, agricoltura, se no è finita. Anche l'agricoltura però sta facendo i conti con il problema della siccità, un'emergenza ormai, anche in montagna. La siccità, vi fornisco un dato, perché dire vi do un dato è una cacofonia insopportabile. Vi fornisco un dato: in Italia il 56% dell'acqua va persa con acquedotti disastrosi, tubature arrugginite, spaccate e rovinate. In certi luoghi hanno bisogno ancora degli acquedotti romani. Quindi prima roba salvare e ripristinare le condutture dell'acqua, e ce n'è per tutti. Seconda cosa, fare i depositi. Terza cosa, avere più cura quando fanno la neve finta, la neve sparata. Lì ci sono sprechi di milioni e milioni di metri cubi di acqua. Quindi dobbiamo tornare al risparmio, dobbiamo mettere da parte non solo soldi ma acqua, e quando succedono questi periodi qui, che poi sono sempre accaduti, io ho delle documentazioni fornitemi dai comuni del 1700, avere i depositi di acqua. Se la smettiamo di avere depositi di soldi e avere depositi di acqua, di grano, di frumento, di formaggio, forse il mondo soffrirà meno.